consiglio per quelli che vengono a visitare l'Expo. Dopo aver visto l'Expo potete prendere un trenino da Milano che arriva qui direttamente in Valtellina. E qua, oltre a un paesaggio meraviglioso, troverete tutti i prodotti tipici di questo luogo. Prodotti tutti da mangiare, da gustare. Palazzo Vertemate Franchi, località Prosto di Piuro, che Avenna. Questa villa era il primo punto di arrivo di chi viaggiava verso l'Italia facendo il Grand Tour. Che meraviglia! Ma guarda che roba! C'è da pensare cosa doveva essere questa prima visione dell'Italia arrivando dalle Alpi. Questo arrivo nell'inizio dell'Italia rinascimentale. Qui incontro chi mi spiegherà la particolarità di questa villa, la cui bellezza deriva dalla perfezione dell'autosufficienza alimentare. Intanto sei un vichingo, ho già capito. No, sei un longobardo. Mia nonna ha sempre messo un po' di lievito nella minestrina e così sono lievitato. Facevate così voi della montagna. Senti, cos'è questo palazzo meraviglioso? Allora, questo in realtà è una residenza di caccia di una famiglia nobile di un tempo. È comunque un esempio unico, forse nelle Alpi, di villa autosufficiente con il frutteto, l'orto, la vigna, il castagneto. C'è un giardinetto all'italiana con una peschiera, quindi anche sempre pesci freschi, e poi dalla peschiera l'acqua scendeva a quelle fontanelle, correva lungo i canali, sopra c'erano tutte erbe officinalis, si sollevavano dei tappi, quindi da quelle bocchette usciva l'acqua, si allagava la zona di orto che serviva, poi l'acqua nella vigna e poi sotto la proprietà. Questi del Rinascimento, non erano mica scemi per niente, scemi noi che crediamo di avere fatto chissà quale civiltà. È quasi una dimostrazione di come, no, in un luogo puoi veramente avere tutto. E tutto vuole dire anche le api. ecco. Allora, buongiorno Cleto. Buongiorno. Cosa sono le api per lei? Ma le api sono una passione. Me le presenti queste api? Qui possiamo vedere uno spaccato dell'arnia. Cioè dico uno spaccato perché generalmente in un'arnia di questi favi qui ce ne sono una decina. Ma come si fa a fare un'arnia? Se uno vuol fare un'arnia... È quella che possiamo vedere lì. Ah, vediamola. Quest'arnia qui è fatta in varie sezioni, Ecco. in questo caso 2. Perciò la parte bassa è il nido. Questa l'hanno fatta loro, Questa l'hanno naturalmente. fatta loro. Qui vediamo che hanno immagazzinato del polline. Queste celle che vediamo lo sfondo giallo è polline. Qui queste celle invece qui c'è dentro del miele. Ah, qui c'è dentro del miele. Cioè, perché queste api hanno fatto queste celle? Per metterci dentro le larve. Allora, o no? Sì, difatti in una zona la regina va a deporre l'uovo. Ecco. Lo vediamo forse qui, vede? Ah. Questa zona l'hanno tenuta per allevare le nuove api. Questa zona invece è tutto miele. Miele che poi loro per la conservazione, quando la celletta è piena, chiudono con uno strato di cera, che è quel lavoro che noi dobbiamo fare per levare la... Questa è la cera. Quella lì è cera. E il propoli, questa cosa meravigliosa, questo antibiotico naturale, dove sta? Le api lo usano per foderare tutta l'arnia, perché diventa un isolante contro qualsiasi attacco che ci può essere. Esempio, questa goccina qui, questa qui è una goccia di propoli. Vedi, fa buono questo qua, fa benissimo. Sigillano tutte le fessure. Per esempio queste fessure qui, sono sigillate con del propoli. Però mi deve spiegare, perché non ho mica capito, il miele che è liquido, da dove viene? È perché il nettare dei fiori, se lei prende un fiore e lo va a schiacciare, è già lì. È già liquido. È già un po' liquido. E allora quindi lo succhiano, lo ingoiano. Nel suo organismo le aggiungono degli enzimi che sono utili anche per il nostro organismo. Ma sono stupende! Quindi l'ape nel suo essere, nel suo stesso corpo, è un laboratorio vivente. Questa è la centrifuga. Questa è la centrifuga, chiamato smielatore. Adesso lo mettiamo dentro
in questo qui per fare il filtraggio, cosa così piccolo, dopo 4-5 giorni, noi possiamo mettere il vasetto e recuperare il prodotto finito. Ecco, quando comprate un vasetto di miele artigianale, ricordatevi come è stato fatto. A me? Sì. Ah, c'è la luce, il sole, le tempeste, la pioggia, il fiore, la fioritura, la primavera, c'è tutto. Spaccio della cooperativa, dove anche viene prodotto il casera, questo formaggio di qua. Io volevo un casera. Ah già, si fa presto a ordinare un casera, ma come si fa a farlo? Vado a scoprirlo. Siamo alla latteria sociale di Delebio. Praticamente tutti i produttori di latte si sono messi insieme proprio per essere più forti nella competizione e hanno formato questa latteria dove appunto arriva il latte e si producono i formaggi. Ma che formaggio! Un DOP che rappresenta la tradizione storica gastronomica della Valtellina. Qua si fa il formaggio, che tipo di formaggio è? Come si chiama? Questo è il Valtellina casera di Oppì. Questo è il formaggio che viene dal latte delle mucche quando le mucche ritornano in stalla, no? Sostanzialmente sì. Questa è la prima fase di lavorazione, quindi ha finito di caricare il latte in caldaia, viene aggiunto il caglio, i fermenti lattici selezionati. Allora, il casaro più giovane, quanti anni hai? 20. Quindi stai incominciando a capire? Sì, ho iniziato da 1 anno e mezzo. È una responsabilità, È arrivata la consistenza giusta Fai vedere, della fai cagliata. Effettivamente bisogna avere occhio per capire quando il latte cagliato raggiunge la densità giusta ed è ora di fare il cosiddetto taglio per fare la cagliata. Iniziamo a tagliare la cagliata. Praticamente questa è la fase successiva di lavorazione. Ah, Questa eccola. qua dimostra di essere pronta. Quando il casaro decide che il grano della cagliata ha raggiunto la giusta consistenza è ora di scaricare ed inviare il contenuto della vasca alla formatrice. Allora dillo anche tu, cominciamo a scaricare! Cominciamo a scaricare. Adesso è lo scarico praticamente di quel granino che si è creato. La grana praticamente di Esatto, cagliata. e a questo punto lo mettono qua dove viene formato. Sentiamola. E adesso? Posso? È molto dolce, sa di latte. Francesco, il casaro, mi spiega che una volta raggiunta la formatrice, il formaggio viene automaticamente tagliato, rilasciato con un potente getto d'aria e inserito in stampi particolari e pressato. Questa è l'ultima fase, diciamo, della lavorazione. Viene messo in fasciera, la fasciera macchiante che identifica il Questa? Valtellina casera di Oppì. Viene messo sugli scalotti praticamente, sulle tavole di legno, fino a domani mattina. Viene rivoltato poi nel corso della giornata. E dopo la salatura comincia la stagionatura che per quanto riguarda Valtellina casera è di almeno 70 giorni, questo proprio da disciplina. Quante ne fate al giorno? Diciamo che come formaggio di semiduri siamo intorno alle 500-600 forme. Ce n'è di formaggio da mangiare? Datevi da fare! Bellissima bicicletta che fra le due guerre serviva a portare il latte, i bidoni del latte, no? Questi grandi bidoni del latte alla latteria. Allora Marco, me lo offri un po' di formaggio o no? Sì, no, molto volentieri. Ecco, è bello però, cioè a questo punto diventa così.
Cioè, quanto hai detto? 70 giorni hai detto? 70-90 giorni. C'è quest'altra stagionatura che è un formaggio che ha 300 giorni. Stiamo riscontrando su questo prodotto interesse. Come ci mettiamo con l'Europa? Secondo me è un'opportunità, dobbiamo però essere un pochettino più convinti di questo. Con l'Expo saremo presenti in più occasioni e ci auguriamo ovviamente di poter dire la nostra. Intanto che parli, io mi sono mangiato anche quello stagionato, buono. Ma no, una piscina fuori con l'acqua termale e poi l'albergo così, Liberty, anni 910, fantastico. Grand Budapest Hotel? No, siamo a Bormio. Scusate, voi che avete la faccia dei veri viaggiatori a piedi. No, Siete arrivati a piedi? siamo degli sciatori noi. Sciatori. Che cosa avete fatto? Siete saliti? Siamo saliti con gli sci. Come si fa a salire con gli sci? con le pelli attaccate. Si scende con gli sci. No, si sale, gli sci alpinisti salgono con le pelli di foca incollate sotto gli sci, arrivano in punta alla montagna, si tolgono le pelli di sci e poi scendono. Per godersi questo spettacolo. E anch'io sono qui per godermi le terme. Buongiorno! Oh, buongiorno, stavo... Benvenuti a Bagni Vecchi. Grazie, ma stavo così, svenendo di fronte alla bellezza di Alla questo magnificenza luogo. della natura. Della natura intanto. E anche, anche della anche della capacità dell'uomo che ha fatto qualcosa di bello sopra questa natura meravigliosa. Veramente, è come un monumento storico, un monumento... Assolutamente, anzi varrebbe quasi la pena di farlo come patrimonio UNESCO. È vero, è vero. Abbiamo una chiesetta e quindi del periodo romanico sarà, no? Allora, quella è una chiesa, sì, la chiesa di San Martino, adesso l'ultima costruzione del 1400. Addirittura è stata eretta sopra un tempio pagano. No, ma dai. Sì. È dedicato a chi? Ah, questo è interessante. Questo era dedicato proprio a un dio delle acque. In ogni caso lo scoprirono, questo luogo lo scoprirono i romani, ma forse ancora prima di loro, qualcun altro. Sì, noi abbiamo appunto le vasche di epoca pre-romana, sono del primo secolo a.C. Addirittura Plinio il Vecchio cita le terme di Bormio, già nel primo secolo d.C. Però, ecco, da dove viene? Sono le spaccature di queste montagne che raccolgono l'acqua dei ghiacciai e delle piogge, acqua che filtrata attraverso le rocce acquista proprietà benefiche. Tra l'altro i geologi mi dicono che è un'acqua che quando esce ha già 2 anni, quindi è molto ricca di minerali. Allora vado a provare. Bene, buon soggiorno allora. Pronta! E tra i tanti trattamenti disponibili come i massaggi, i trattamenti estetici e le tecniche di rilassamento, io ho scelto il percorso termale. Sembrano terme di altri tempi. La prima cosa che voglio fare è la piscina all'aperto. La vista è da perdere il fiato. E ci sono anche gli stambecchi. Bere l'acqua di fonte e entrare in questa stua che addirittura risale a Leonardo da Vinci, forse l'ha pensata lui. È bellissima perché non è una sauna, è un calidarium praticamente, c'è una stufa con i massi come nella stufa della sauna, però va molto più piano, è molto meno caldo.
E poi è così grezza, no? Con la volta e con la finestra, si vede fuori. È praticamente la mia stanza ideale, calore giusto. Medici in corsia? Davvero? Pronto intervento? No, sì, qui Nicola ci racconterà dove siamo. Oggi siamo in Valtellina, che è la patria di tante cose buone e anche della bresaola. Infatti siamo in una fabbrica di bresaola. Ecco, adesso da quale paziente andiamo? Adesso andiamo a vedere la materia prima da cui si parte per fare un prodotto di qualità come la bresaola. Come la bresaola della Valtellina. Eccola! La bresaola è prodotta partendo da un pezzo unico di carne e quindi è fondamentale che questa carne sia di altissima qualità. Per produrre la bresaola si possono utilizzare 4 tagli principali della coscia, che sono la noce, la sottofesa, il girello o magatello e la punta d'anca. In questo caso abbiamo la punta d'anca, che è il taglio più pregiato ed anche più utilizzato. Questa è la cosiddetta salatura a secco, vengono utilizzate sale e aromi. Fai sentire. Cosa senti? La cannella? Cannella! L'alloro? L'alloro, il pepe, comunque cannella, tanta cannella, ma guarda, cannella. Attraverso il massaggio si facilita la penetrazione del sale. La fase di salagione dura circa 2 settimane. Durante queste 2 settimane periodicamente viene effettuato questo massaggio e hai il prodotto pronto per essere stagionato. E questo qui è stato messo la carne dentro proprio una salsa. Qui abbiamo finito il processo di salatura. A questo punto la carne ha assorbito il sale, ed è stata pressata, messa in un budello di fibre di collagene, un budello artificiale, e poi è stata cucita una rete che aiuterà in fase di stagionatura l'acqua a fuoriuscire. Oh, buongiorno. Buongiorno. Mio papà Paride. È il suo papà Paride? Esatto, lui è il nostro mastro stagionatore. Che da quanto tempo è che fa questo lavoro? Ho raggiunto i 60 anni, quindi diciamo è da un po' d'anni. È un po' d'anni. Voi siete in un consorzio con altri che producono come voi? Siamo nel consorzio della bresaola della Valtellina IGP, tutti con questa passione, con questa voglia di fare un prodotto di buona qualità e tutti ce la mettiamo tutta. Ma comunque anche questo prodotto che comunque arriva all'Expo, no, è un prodotto che bisogna venire anche a mangiare qua. Certi profumi e certe sensazioni si vivono sul posto. È vero, no? è proprio vero. Che profumo! Questa è la prima fase successiva alla salagione e all'insacco, dove appunto andiamo a asciugare il prodotto finché il prodotto si conservi più a lungo. È una lavorazione, se vogliamo, complessa, ma anche proprio semplice, perché un pezzo di carne alla fine aggiungiamo 3 o 4 ingredienti che lei ha visto, un po' di sale, un po' di spezie, è un muscolo intero, è un muscolo magro e quindi non ci sono tanti artifici. Va bene, quindi per la dieta va benissimo. E quindi? Eccola qua. Dalla carne siamo arrivati a un prodotto finito. È vero. Quindi non resta che assaggiarlo. Un buon olio extravergine, magari un pochettino di limone, oppure fare anche degli involtini con del formaggio, del caprino, insomma. Molto buono. Avventure in Valtellina. Oggi sono alla scoperta del pizzocchero.
la pasta tradizionale di queste valli. Ma prima un assaggio degli aspetti storici del luogo. La torre di Teglio, questa è anche il simbolo della città, è quello che è rimasto delle grandi mura che la circondavano. Questo luogo dà nome alla valle. E Valle Tellina deriva da Teglio. Teglio ha una storia antica. L'oratorio dei Frati Bianchi in pieno centro storico risale al XV secolo. I bianchi che erano un ordine di frati che avevano una tonaca e un cappuccio bianco e stavano sempre con questo cappuccio bianco calato sul viso e facevano, come in questo caso, e qui si vede, la danza macabra. Chiesa di appunto Teglio è molto antica perché negli scavi hanno trovato dei reperti bizantini, ma comunque questa parte invece è stata fatta nel XVI secolo e sempre c'erano questi ordini dei bianchi. Ma io sono qui per il vecchio mulino ad acqua di San Rocco di Teglio. Il mulino Menaglio è stato restaurato ed è ancora perfettamente funzionante. Qui si macina l'ingrediente principale dei pizzoccheri. Siamo all'Accademia del Pizzocchero di Teglio, in questo meraviglioso mulino dove si produce ancora della farina. Della farina, come si chiama la farina? Si chiama Furmentun, te lo ricordi? Furmentun. Furmentun non è altro che il prezioso grano saraceno, originario dell'Asia. E poi si è diffuso intorno al 1300-1400 tra il nord-est dell'Europa. In Valtellina si diffonde tra il 1500 e il 1600. Oggi il grano saraceno è ancora coltivato in alcune regioni del nord dell'Italia, anche per le sue caratteristiche molto particolari. È un'alimentazione adatta per i celiaci non avendo glutine e poi è veramente ha un sapore veramente unico. Vedi la differenza? Questa qui è una poligonacea, questa è una graminacea, qua c'è una spiga unica, questo fa il grappolino pendente. È molto prezioso perché rispetto al frumento tradizionale, a parità di area coltivata, il grano saraceno rende 10 volte meno. E quindi, per tutte le sue caratteristiche salutari e perché è più raro, è un vero tesoro. È ora della macinatura. Andrea, il mugnaio, dà il via al mulino. Praticamente è la forza dell'acqua che farà andare il mulino. Chi fa girare la ruota, no? Ma non è così facile. Non accendo un pulsante, on, off, on, off. E questo è il pane quotidiano. Guarda che mi sono tutta infarinata. Allora il detto è questo, chi va al mulino si infarina. Vabbè. E adesso ci andiamo a mangiare i pizzoccheri. Ma prima di mangiarli, bisogna farli i pizzoccheri. Allora, Rosa Rosalba. Rosa Rosalba. Rosalba. Di Teglio. Di Teglio. Di Teglio. Siamo qui e dobbiamo fare i pizzoccheri. Ora, adesso io proprio li voglio imparare. Come si fanno? Per 4 persone, 400 grammi di farina di grano saraceno e un etto di farina bianca 00. Con Rosalba si comincia a impastare. Acqua, farina di grano saraceno e una piccola parte di farina 00. Mi fa vedere come si impara? Cioè, posso provare? Se vuole, gliela do subito. È ora di tirare la sfoglia. Beh, perché qui bisognava saperli fare i pizzoccheri, sì, altrimenti sei eliminato. Lei non vedeva l'ora di... non vedeva l'ora Ormai di... adesso è impastata. Ah, che bella quella cosa lì. Cos'è che ha fatto? Sculacciatina. Vuol provare? Capito. L'ha capito? Grazie. Prego, prego. Bellissimi, più belli di così. Ecco così.
Belli! Ah, wow! Bene, i pizzoccheri li abbiamo, ma il condimento? Quali sono gli ingredienti? Ci mette la patata. Le patate tagliate così vanno messe prima, un attimo prima di mettere giù i pizzoccheri. 5 minuti prima. E bollono con loro. La verza quando si mette? E più o meno con i pizzoccheri. Più o meno con i pizzoccheri. Insomma, poi non bisogna distrarre una signora che sta facendo le... Gran quantità di aglio imbiondito dentro una gran quantità di burro. Formaggio abbondante. Poi qui è il casera, il formaggio casera. Mi sa che qui ci sia anche del grana, vero? Sì, grana. Grana. E ci siamo, si butta il pizzocchero. Mescolo io. Mescola lei. Cosa fa fare? È un momento delicato, cosa lasci? Il tuo prodotto in mano a un'inesperta? Scolati i pizzoccheri insieme alle patate e alla verza, si condisce il tutto con il formaggio e il burro. Sono testimone di questo slow tour, valeva la pena e vale il viaggio. E adesso però si mangia, Wow! Eccola. Alla salute, grazie per la bella giornata. Viva il pizzocchero!